Bella Wagyu, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi per fare la reaction a Roma-Napoli. Partita importantissima e anche difficilissima perché giochiamo all'Olimpico. Il Milan e l'Inter hanno pareggiato, quindi ne dobbiamo assolutamente approfittare per puntare al sogno del tricolore. Speriamo di vincere. Dai ragazzi. Ma rigore! Ma è rigore su Politano. Perché l'ha ammonito? In questo caso c'è stata veramente una svista sulla corsa di Neres, il lancio di Juan Jesus, ci arriva Neres, cross per Lukaku che deve fare il resto. Ma McTominay! Ne dovevamo approfittare perché ci sono poche occasioni in questa partita. Idem Spinazzola che adesso infatti da mezzala va ad attaccare il lungo, viene servito Spinazzola con sfida. Ma Spinazzola! Mamma mia! Gol dell'ex! Gol dell'ex! Grandissima palla di Juan Jesus. Non me l'aspettavo proprio questo gol. Grandissimo gol ha fatto. Mamma mia, Spinazzola. Mi sa che è fuori gioco. Mi sa che è fuori gioco. Gol convalidato. Sì. Grande Meret. Attenzione, grande McTominay. Meno male. Ragazzi, è finito il primo tempo. Una partita molto tattica. Stiamo facendo noi la partita. La Roma vi abbiamo dato un po' di anima in questi ultimi minuti, ma non ha fatto nulla di che. E dobbiamo subito chiudere questa partita. Dai Napoli. Ma no, McTominay! Mannaggia! La dobbiamo chiudere, Sembra essere proprio su lei, incaricato di battere, va invece Paredes, solo illusione del gol. Mamma mia! Sembrava gol! La stiamo facendo prendere animo alla Roma, dobbiamo stare attenti. Vai Monità! Lukaku! No! Me l'ha levata dalla porta! Questo era gol! No, ma è fuori gioco! Guarda là! Che peccato! Mamma mia che ha parato Meret! Che ha parato Meret! Però ci dobbiamo svegliare, mamma mia! Non l'ha parata, è palo. Ci è andata pure bene. Stiamo facendo niente, siamo morti. McTominay. Ma vaffanculo. Questo è perché non la chiudi. Questo è per queste. Mamma mia. Me lo sentivo proprio. Maiata penna. Abbiamo buttato una partita troppo facilmente. Cioè non abbiamo fatto assolutamente niente. Dovevamo approfittare del pareggio tra Milan e Inter. E invece non abbiamo fatto assolutamente niente. Abbiamo fatto un gol che non sappiamo manco noi, cioè l'abbiamo fatto ma senza carisma, senza niente. E forse abbiamo fatto 2 tiri in tutta la partita, però non si può sempre vincere. Noi ci vediamo con Napoli Udinese. Bella ragazzi.